Intanto consentitemi di dire che oggi stiamo assistendo veramente ad un convegno, e forse in ritardo, dico io, perché come sindacato non possiamo aspettare anni di buio completo. Però devo dire che la relazione sia di Giacomo sia di Francesco e anche il contributo portato sull'articolo 18 di Angelo Dicciotti mi sta incominciando a soddisfare e così via. Avrei preferito però, proprio in virtù di quello che dice Giacomo, che i lavoratori hanno bisogno della CSS, che anche la CSS avesse mostrato oggi un progetto per andare a rilanciare l'organizzazione, perché dobbiamo essere onesti. Penso che qui stiamo parlando a rappresentanti sindacali, a dirigenti sindacali, e quindi almeno in casa nostra bisogna fare anche autocritica e dire le cose come stanno. Come organizzazione dobbiamo dire che siamo tranquillamente seduti, se non dire in metamorfosi completa, e quindi occorre che l'organizzazione sindacale sarda faccia di tutto per dare il segnale non solo per gli ambulanti, ma dico per tutti coloro i quali i lavoratori vogliono partecipare alle manifestazioni, ma dia il segnale che l'organizzazione è viva e che quindi siamo presenti, perché io devo essere onesto, non è che veda molto partecipi alle lotte con la nostra organizzazione. Noi dobbiamo, proprio perché siamo un'organizzazione piccola, che non ci riconosce nessuno, dobbiamo essere noi a dimostrare che l'organizzazione c'è, che partecipa, che prende posizione, che ha una sua proposta e un suo progetto, che ha intenzione di tutelare i sardi, eccetera, eccetera. Non mi addentro nella proposta illustrata molto brillantemente da Francesco, perché sinceramente chi mi conosce sa, sono onesto, dalla punta dei piedi sino a quei 4 capelli che mi sono rimasti in testa. Non conoscendo l'argomento, non è che siamo, e penso molti di voi, siamo ferrati in materia di statuto sardo, eccetera, eccetera. Però anche su questo la nostra organizzazione, la segreteria generale e le persone a cui ha fatto riferimento Giacomo nella relazione debbano essere presenti, e anche qui devono avere una risposta, perché quando si andrà a discutere dello statuto la Confederazione Sindacale Sarda deve dare il suo contributo e deve avere il suo pensiero, perché se deleghiamo a quei signori che sono seduti in via Roma, signori miei, lo faranno loro, non sarà la volontà popolare o chi rappresenta i lavoratori, saranno quei 4 signori che sono seduti lì. E avendo sentito anche Giacomo Cremone mi viene voglia di dire, dalle esperienze che lui ha avuto, mamma mia come si cambia. Ricordava Ronchi, ma potremmo ricordarne tanti altri di politici che, arrivati allo scranno più grande del Parlamento, hanno cambiato radicalmente politica perché gli interessi erano ben altri e così via. In Sardegna non vogliamo andare a discutere e a parlare dei nostri politici, perché sono proprio da condannare. Stanno facendo delle cose che i lavoratori e i cittadini non si aspettavano e non si aspettano, e quindi anche su questo la nostra organizzazione deve uscire allo scoperto, deve andare a dire che come Confederazione non condividiamo certe posizioni che la Giunta sta prendendo, che i politici stanno prendendo. Non vorrei ricordarvi il referendum fatto per abbassare gli stipendi agli assessori e ai consiglieri, che la popolazione sarda aveva votato all'87-89% e così via. Gli stipendi non solo non sono abbassati, ma se li sono aumentati, trovando un'altra scorciatoia che è scandaloso, perché dire che un consigliere regionale percepisca dai 30 ai 35, 40 milioni al mese. Vorrei sapere qual è il contributo di idee, qual è il profitto del suo lavoro giorno per giorno, mese per mese, anno per anno,
fin quando ci rimangono in regione, quando poi sappiamo che non riusciamo a concludere niente e così via. E quindi dico che bisogna tranquillamente mettere da parte tutte le altre cose e se non siamo in grado di farlo occorre fare una conferenza di organizzazione come CSS, perché da quella conferenza di organizzazione escano le linee, ma io penso che ci siano perché noi li abbiamo già dibattuti in vari congressi, in varie riunioni, ci sono le linee e quindi occorre che si dica chiaramente qual è la posizione della nostra organizzazione. Il richiamo di Pandolfi mi pare una cosa scontata. Io non voglio entrare nell'ambito postale, perché noi non siamo, nel senso buono, Pandolfi amici ambulanti, noi non siamo ambulanti, diciamo così, però siamo peggio degli ambulanti. All'interno delle poste stanno facendo tutto quello che vogliono. E badate bene, noi non stiamo scimmiottando CGIL e Cisleui, perché almeno all'interno delle poste siamo tutti e sei uniti e quindi stiamo facendo un fronte comune. Siamo in una difficoltà estrema e l'amico Bustiano lo sa perché mi ha mandato un suo amico, un suo iscritto in sindacato dove mi ha chiesto dei documenti che io gli ho fornito, ma se ne vuole altri basta che mi chieda cosa vuole, cercheremo di trovarglieli e così via. Siamo peggio degli ambulanti, il lavoratore non sa più dov'è. Il lavoratore oggi si trova a Seratusa, domani si trova in un altro paese perché questa azienda, nonostante l'unità all'interno dei sindacati, con la scusa dei risparmi e dei ricavi che deve conseguire, sta chiudendo uffici, sta abolendo servizi, sta facendo delle porcherie che nessuno più è consentito fare. Ho visto a Nuoro la posizione che hanno preso i sindacati, i politici nuoresi e mi auguro che noi abbiamo avuto un incontro venerdì mattina, un intersindacale con tutti i sindacati per la provincia di Cagliari, abbiamo già uno sciopero il giorno 18 dei portalettere perché anche in quella categoria stanno facendo di tutto quello che vogliono e ce ne saranno tante altre perché non condividiamo più la posizione aziendale. Tornando all'oggetto del contender di oggi, cioè al convegno, mi è sembrato di capire, sia dalla relazione di Giacomo, sia anche dall'intervento di Angelo Diciotti, che l'articolo 18 non si tocca e quindi è vero che mi pare che ci sia una retromarcia anche da parte del Ministro, ma se questa retromarcia, questo blocco, quella stop non ci fosse, come organizzazione sindacale dobbiamo uscire anche noi allo scoperto e dire che l'articolo 18 non si tocca e quindi anche noi dobbiamo essere nelle piazze a lottare con gli altri che stanno lottando, ma questo non funziona. E quindi occorre che il giorno 5 di aprile, programmato solo da una organizzazione sindacale, occorre che anche noi facciamo sentire la nostra voce. Non sarebbe un male se il 5, anche come confederazione sindacale, fossimo in corteo, se cortesi fanno gli altri, con i nostri striscioni, a dire che non siamo più disponibili a regalare niente né a D'Amato, né ad Amato, né a D'Alema e né a nessun altro. Perché siamo stati scottati. Io dicevo sempre, pacco cane, ma quando cazzo la manderemo via questa democrazia cristiana? Abbiamo aspettato 50 anni a mandarla a casa, si è frantumata grazie non certo alle lotte dei lavoratori, ma grazie a mani pulite, siamo arrivati al governo, speravamo, ma ci siamo noi adesso, amici miei, questi hanno fatto peggio degli altri. Questi hanno creato non il manuale Cencelli, hanno creato 4 dei manuali per difendersi, per dividersi le poltrone, poltroncine, enti e così via. Basta vedere lo scandalo che è successo in Sardegna, carrozzoni politici solo per occupare la poltrona che spendono di 180-200 miliardi all'anno senza che producano niente. I lavoratori sono dalle 8 del mattino alle 2 girando per le strade di Cagliari perché non sanno che cazzo fare tutta la mattina
e non è possibile più consentire questo. A me fa un immenso piacere che ci sia Sardigna Nazione, perché non credo che abbia ancora le mani in pasta, e mi auguro che non ci arrivi mai ad averle così, ma che rimanga il baluardo di difesa dei lavoratori sardi, perché altrimenti questi, se dovessimo trovare anche questo partito coinvolto in questi intrallazzi così, beh, allora ci rimane solo una cosa: o ce ne andiamo da Sardegna e facciamo vedere i nordisti qui e noi ce ne andiamo altrove, perché non è più possibile consentire di andare avanti così. Quindi dico che, senza voler scimmiotare nessuno, né CGIL, né CISL, né UIL, noi dobbiamo come CSS avere un nostro progetto che ci qualifichi, che ci porti avanti, e probabilmente i lavoratori piano piano, vedendo che la CSS è in lotta con i lavoratori nelle fabbriche e nelle piazze, in tutti i posti, forse piano piano si avvicineranno alla Confederazione Sindacale SAL, perché anche se non ce la dà la Regione l'identità di rappresentanza e così via, se noi avessimo veramente i lavoratori dietro, probabilmente l'identità, la rappresentanza ce la darebbero veramente sui posti di lavoro i lavoratori.